Buondì, guarda che bella giornata, torna fuori il sole, è fantastico. Ero andato a Lignano, molto bello, ieri siamo stati 2 giorni, io e il cane pericoloso. È che città molto romantica, quindi insomma ecco, non ho fatto tanti video. Non ho ancora ben capito il sole qui, quanto può durare, soprattutto questi nuvoloni, vedi? Non capisco all'orizzonte senza arriva un bel po' di pioggia. Comunque stiamo qui in zona per sicurezza, ci facciamo quei 5 km. Dai, magari troviamo il moroso alla Emi, eh? Se lui vuole, cazzo, vada Lepri, bellissimo, bellissimo. Bisogna arrivare con un po' più di eleganza nei posti, con un po' più di tatto, se no scappano tutti qua, giustamente. Vero Emi? Ma io e te siamo un po' così, siamo un po' selvaggi, un po' contadini, un po' rozzi, guardala. Cara. Emi, torna qui. Mi sentite i conigli, i leproti? Guarda che bella che sei, guarda che splendore che sei, eh? C'è rimasta male, ho detto volevo andare dal Bau e dargli nettante, è il suo modo di esprimere affetto nel mondo canino. E invece niente, vero Emi? D'altronde ti hanno illusa così? No, comunque adesso direi andiamo un po' in zone più addentrate. Conosco dei bei posticini qua. Non so se è il caso di puntinare, perché credo siano campi, aree private, credo, non so. Private, in teoria nulla è di nessuno. Come disse Rousseau, è arrivato un giorno uno, Vespa stai nel tuo, e ha detto questo è mio, e cosa è successo? Tanti gli hanno creduto e quello è diventato suo, no? Così un po' tutto. Dov'è il mio cane pericoloso? Eccolo, ecco cane pericoloso. Ciao cane pericoloso, ciao. Bene, ho combinato la mia, ho lasciato nell'argine il guinzaglio di Emi. Vabbè, andiamo comunque per i cavoli nostri e poi quando torniamo speriamo di trovarlo, insomma. Tu Emi, ti ricordi dove l'abbiamo lasciato, no? Siamo un po' così. Niente, dobbiamo tornare indietro perché lì c'è un cagnolino meticcio che conosciamo, è abbastanza rompiballe e la Emi è senza guinzaglio. Però è anche abbastanza spompata, nel senso si è sfogata per la corsa. Vediamo come reagisce. Quando sono troppo vicino, se vedo che non è il caso, la richiamo e mi giro. Quindi sì, non faccio rischiare il cane ovviamente. Eccolo lì. Che abbaia. No amico, hai sbagliato a abbaiare, non va bene. Però sta andando verso dentro, verso il suo territorio. Quindi va anche bene, se lui tiene i suoi spazi, quello lì, non so se lo vedi, ci va bene. Stai ferma qui te. Emi, destra. Emi, vieni qui. Oh, destra, vieni qui. Stai qui. No. Ciao bello. Ciao caro, ciao, stai qui. Emi, vieni qui. Brava, stai qui e resta qui. Brava, brava. No. Calma, brava, vai avanti. Brava, bravissima. Quando è spompata è tutta un'altra roba.
altrimenti niente, bisogna evitare ste robe. Quando lì c'è qualcosa, non so cosa, adesso non lo vedo. Passate via tutte le lepri. Cosa c'era? Gazza e altre due cose, forse ci sono delle nutrie, potrebbero essere due nutrie, una gazza è andata via e quella a sinistra sembra un merlo, sì sono nutrie, senza, potrebbe essere quelle là. Adesso vediamo di avvicinarci e fare le foto. Cane, non rompere i coglioni alle nutrie, guarda le care, quei cucciolotti. Beh, adesso stiamo a distanza, stiamo qua. Altri, fammi pensare, la prossemica e la nutria altri 5 metri, dopo basta. Ecco, è anche troppo. Difatti, meno di 5 metri. Io cane muna, ho il cane muna io, Che puoi provare, ti metti in un campo così sperso, ti godi il silenzio, ti strai per terra, è bellissimo, senti il rumore del vento e basta, e ti prendi il sole. E noi ce ne stiamo tutto il giorno così. Sì, ottima idea, eccellente idea, eccellente. Il presente quando dici starei qua ore, fatto? Perché no, scusa, ci sta bene. Quando torno a Lignano ti faccio la puntina a Lignano, perché è bella, merita l'inverno, molto bella. C'è anche un bel parcheggio, tra virgolette, per il campo, è sempre libero, proprio vista mare, fantastico, ho dormito guardando il mare. Al faro, ma non ti anticipo altro, dai, la prossima volta faccio puntino brivo e faccio 2 o 3 video, dai. Siamo pronti, Gioia? Cosa dici? Andiamo? Andiamo io e te? Io e te la fa una circostante? Dai, andiamo. Cosa abbiamo qua? Il cane pescatore. Abbiamo il cane pescatore. Anche quella. Emi, non ho voglia di lavarti. Bagnetto no. Dai. Chi ti lava dopo? Ti lavi da sola? No, tocca a me, quindi su, dai. Boh, non lo trovo sto guinzaglio, andiamo a vederne la casa abbandonata. Se è lì. Che palle, no? Non è neanche qui. Allora è sull'argine ciccia, sai? Andiamo a vedere. No, non c'è più il tuo amico cane, chi c'è? Nutrie, 2 lepri e quello non capisco cos'è, comunque è singo, però non si vedono, sono troppo distanti. Andiamo ciccia. Guarda, è anche aperto. Sei pantegane che ci trovi qua. Ferma lì te. Ragnatele, ragni. I piccioni, versi di piccioni. Andiamo ciccia! Ok, ufficiale, abbiamo perso il guinzaglio, che peccato, era comodo.
Vabbè, lo riprendo, non dico dove l'ho preso per non fare pubblicità, comunque era quello per i cavalli, no? Quindi morbidissimo, un po' elastico, costava 3 euro e credo di averlo lasciato nel campo. Vabbè, adesso toccherà tenere Emmy quando serve per attraversare con il lucchetto della bici attaccato al collare, il resto se la fa libera, dai. Anzi no, ingegniamoci, porca di quella miseria. La cordicella qua della cosa mi porta anche una fotografica. Sì, sì. Eccoci qua, tornati alla casa, all'abitazione. Che bello, che bello, che bene che sto. Ho la stufetta che sta buttando fuori un calduccio, si sta di un bene che metà fa basta. E sto provando, che uno di voi mi ha consigliato e ringrazio veramente tanto, il programma Filmora, che mi sembra abbastanza semplice, vedo che dopo ha tanti effetti, quindi vediamo adesso cosa riesco a combinare. Bene, anche oggi non abbiamo puntinato, lo metto nel dietro alle quinte, alla prossima, dai, ciao!